Va ora in onda la rassegna stampa. Chiaro. Vero. La nostra è proprio una radio laboratorio politico, signore e signori. Ogni notizia viene pensata, rimuginata e poi siete voi stessi ascoltatori che ci fate capire ma è una roba giusta, è stata manovrata, chi l'ha portata avanti e perché. Guarda che è bellissimo fare un tipo di radio così, perché non c'è nulla di sicuro, non imponiamo nulla, mettiamo la notizia al vaglio dei nostri ascoltatori. E questa trasmissione che sta per partire, la rassegna stampa di Sammy Varin, buongiorno da Sammy Varin, buongiorno da Simone che è in regia, ne è la cartina di tornasole, ogni mattina dalle 7.30 alle 9.30, poi ancora dalle 11 a mezzogiorno, a volte pure la replica la sera dalle 20 alle 21. Questa è la prova provata che noi diciamo cose ma non ci basta, ve le facciamo commentare in tempo reale e infatti arrivano i commenti già a quest'ora al 340 67 09 659 che è il nostro numero WhatsApp attivo 24 ore su 24, quindi potete scriverci in qualunque momento del giorno e della notte. Ma non è finita, chi ci guarda in radiovisione, lo sapete, sul sito radiolibertà.net, sulla nostra applicazione, su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier, siamo in diretta pure lì, c'è il video, quindi ci sono le prime pagine, c'è la faccia di Sammy Varin tra poco, ma in questo momento c'è anche la locandina di un'altra trasmissione che sta per partire, sarà la puntata 0, che sarà un vero e proprio laboratorio politico. Già, perché? Perché ci sarà il sottoscritto Sammy Varin, ci sarà Alessandro Morelli, storico compagno radiofonico di tanti anni fa, prima di diventare deputato, poi senatore, sottosegretario, eccetera, e ogni settimana ci sarà un ospitone politico con cui faremo la trasmissione, a cui chiederemo le cose più particolari, quelle che magari nelle interviste sui giornaloni non si chiede. Un esempio? Lunedì 27 luglio, lunedì prossimo dalle 21 alle 23, quindi la sera, in diretta, avremo con noi, oltre che Alessandro Morelli, Claudio Borghi Aquilini. Ormai lo posso dire, è ufficiale, quindi scrivete sul calendario, lunedì prossimo, la sera dopo cena, tanto la tele sono tutte repliche, le solite schifezze, noi saremo in diretta su Radio Libertà, in DAB, in tutta Italia, sui social di Radio Libertà, ma naturalmente non solo su quelli, perché gli ospiti coinvolgeranno anche i loro fan e quindi potrete dialogare con loro inviando i vostri messaggi al 340 6709 659. L'ho detto e lo ripeterò minimo perché questa è la puntata 0, quella di lunedì prossimo 27 luglio, poi da settembre si ricomincerà e sarà una cosa molto potente perché vorremmo fare agenzia, come si dice. Buongiorno, stanno già arrivando i WhatsApp, la gente è sveglia e allerta e a me fa piacere anche perché le notizie da commentare oggi sono tante, sono interessanti. Sì, molti quotidiani si sono accaniti sulle solite notizie, lo sapete, se ascoltate Radio Libertà, se ascoltate Sammy Varin, qui non ci si annoia, non vi meno il torrone, scusate, questa è una definizione psicologicamente deviata, tutta la mattina sui soliti argomenti, no, però comunque vi faccio notare che ad esempio il Corriere della Sera questa mattina sia sul sito che sul cartaceo apre con la morte di Fakir perché sono arrivati altri filmati, infatti anche uno dei poliziotti c'aveva il suo filmato, si è comprato la telecamerina e ha mandato il filmato direttamente alla stazione di polizia. I filmati shock, scrive il Corriere, dal delirio alla rianimazione, ecco cosa si vede, tenuto legato anche durante il massaggio cardiaco, questo il virgolettato.
con tutti i video possibili immaginabili. Gli agenti chiesero l'intervento di un medico, ma dalla centrale risposero che non era disponibile. Ok? Ce lo siamo chiesti un po' tutti, ma come mai non c'era un medico e perché hanno tardato ad agire? E perché prima dovevano aspettare che la polizia gli desse il permesso. Questo è il protocollo. I sanitari devono attendere che la polizia abbia finito di ammanettarlo, di fare quel che deve fare. Lepore. Chi è Lepore? È il sindaco di Bologna. Tanta polemica anche su di lui. Verifiche del Viminale, scrive ad esempio il Corriere, sull'operato di Lepore. Il giallo della piazza non concordata. Ma soprattutto pare che la polizia abbia deciso di denunciarlo, detto in parole povere. Poi adesso entriamo pian piano nell'argomentazione. Sono sempre sul Corriere, visto che si parla spesso e volentieri ormai di quale potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano. Nel centrodestra si fa avanti Mario Calabresi. Ma nel centrodestra o nel centrosinistra? Perché il giornalista era a un dibattito alla festa dell'unità, allora va col centrosinistra. Mario Calabresi: io candidato sindaco di Milano, ci sto pensando, vorrei fare la mia parte. Ve lo dico, qui lo dico e qui lo nego. E poi c'è Iacchetti che già in questi giorni appariva sui quotidiani per alcune sue battute. Questa volta è veramente senza freni. Iacchetti senza freni, scrive il Corriere. Ora attacca Vannacci, Salvini, Meloni e augura la morte a Schillaci. Poi però precisa: solo una gag simpatica. Sarà. A me pare che non faccia più ridere nessuno. Non so a voi, a me stava simpatico, ma ultimamente, vi segnalo che su Repubblica, tra poco leggeremo il cartaceo, ma la versione elettronica di Repubblica apre con Salvini. È un motivo per cui vi porterò oggi sul quotidiano Repubblica Salvini e il ritorno al Viminale. L'idea dell'annuncio a Pontida. Ok? Sì, diciamo che è una pappa che abbiamo già mangiato, perché se ne parla da qualche mese, eccetera. Dici che è stato ricicciato questo articolo? No, non penso, visto che non è ancora ufficiale la data di Pontida, ma si tratta del 20 di settembre e si dice che Salvini potrebbe dare lì la notizia che passa al Viminale. Ci sarà uno scambio tra Salvini e Piantedosi, in poche parole? Vi faccio cominciare bene la giornata. Intanto whatsappatemi anche su questo, signori, voglio il vostro parere. Salvini al Viminale lo mettiamo molto volentieri oppure no? 340 67 09 659, anche perché penso che la sicurezza sia in primissimo piano nelle problematiche degli italiani. Sta peggiorando sempre di più, ma non è colpa dei politici, la colpa è che sta cambiando la società in peggio e che le leggi che erano state fatte un po' di anni fa non ce la fanno più a stare dietro alle cazzate che portano avanti certi elementi. Mi date ragione o no? Vi prego, datemi ragione. 340 67 09 659 e io, per dirvi grazie, vi porto subito su il Gazzettino. Perché? Bello che attiro l'attenzione anche del regista. Quando faccio così mi guarda, sai come quando io ho 3 gatti, no? Quando voglio attirare l'attenzione dei miei gatti faccio una roba del genere più o meno, e anche loro si girano con la tua stessa faccia dicendo: che cacchio vuole questo qua?
e spero di fare così anche con voi ascoltatori, cioè io faccio dei versi perché cerco di fare una radio che sia molto 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 fisica, come se fossi lì vicino a voi, che vi guardo sdraiati sul letto, vergogna, poltroni, che fa bel fresco a quest'ora del mattino, si potrebbe uscire, oppure in macchina, certo, sulla Milano Meda, ah che bello, la coda anche a fine luglio sulla Milano Meda, ma tranquilli, adesso si svuota Milano, abbiate pazienza ancora qualche settimana, una forse, poi dovremmo essere un po' più tranquilli. Vi porto sul Gazzettino perché in prima pagina sul Gazzettino, ma anche sugli altri quotidiani del Veneto, mentre sui quotidiani nazionali, sui giornaloni manco un trafiletto, e ne han parlato ieri qualcosina, gnignero, perché fa paura una roba del genere, e l'ho capito che fa paura per chi vive di magna magna. È vero, sapere che le regioni del nord cominciano ad avere un po' di autonomia e dimostreranno ai loro cittadini che con l'autonomia si vive meglio, fa molta paura, ma mica perché le regioni del sud rimarranno indietro e poverine, spariranno, ci sarà la secessione, eccetera. No, semplicemente perché il PD farà una figura di merda, capisci? Perché i cittadini diranno: ma cazzo, allora la vogliamo anche noi l'autonomia, e perché a noi non la date? Capito, mi hai? Il Gazzettino, autonomia, primo sì, la Puglia risponde incostituzionale. Bello questo divario, il Gazzettino è il quotidiano del nord-est, e subito la risposta della Puglia che dice che l'autonomia è incostituzionale. Via libera la preintesa sull'autonomia differenziata del Veneto, ma l'altro giorno anche della Lombardia e del Piemonte. Come già il Senato, così anche la Camera ha approvato lo schema riguardante le prime 4 materie non soggette ai livelli essenziali delle prestazioni. Abbiamo dovuto partire da quelli perché ci hanno messo tanti bastoni tra le ruote, e i bastoni noi vorremmo metterli da altre parti se si va avanti così. Protezione civile, previdenza complementare e integrativa, professioni, tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica. Queste le possibilità di autonomia al momento. In questo momento la votazione ha registrato 161 favorevoli, 109 contrari, dopo che la Puglia aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale anche per gli schemi di Liguria, Lombardia e Piemonte. Il centrosinistra ha vivacemente contestato pure la versione veneta del testo. In aula Piero De Luca del PD ha tuonato condanna per il Sud, e Luana Zanella di AVS ha avvertito conti a rischio. Ha ribattuto da Venezia il governatore Alberto Stefani: no, le istituzioni saranno più efficaci. Ed è questa l'autonomia, Dio mio, essere più efficaci, funzionare meglio, migliorare il rapporto con i cittadini. Ora inizierà il confronto con la regione, ma i sindaci e la CGIL pugliesi si mobilitano. Che cazzo c'entra la Puglia? Me lo puoi dire? Vabbè. Oggi sul Gazzettino c'è l'intervista a Luca Zaia, che proprio sull'autonomia risponde: aperta una breccia, più risorse per la sanità. Il leghista Luca Zaia è in Sardegna, impegnato nella promozione del suo saggio Autonomia, la rivoluzione necessaria di Marsilio. Se dovete andare in vacanza e vi manca un libro, signori, zitti, ve lo potete ordinare anche se siete già in vacanza con Amazon. Sembra una stupidata, ma è comodo, cambi l'indirizzo, te lo fai spedire direttamente nel campeggio, nella casa dove sei in vacanza. L'ultimo libro di Luca Zaia si intitola Autonomia, la rivoluzione necessaria, ed è bellissimo, perdonami, essere lì svaccato in spiaggia sotto l'ombrellone con aperto il libro di Luca Zaia, e tutti i vicini di ombrellone vedono, leggono. Che sogno! Che sogno, lo voglio anch'io, il libro di Luca Zaia, Autonomia, la rivoluzione necessaria. Sabato lo presenterà a Portocervo.
Dall'isola, il presidente del Consiglio regionale ed ex governatore del Veneto, che promosse la riforma fin dal referendum consultivo, quello che abbiamo votato tutti noi in Veneto e in Lombardia, commenta il voto della Camera, un passo importante. L'obiettivo restano le 23 materie, signori. Le vogliamo tutte, le avremo tutte e faremo crepare d'invidia gli amici del PD, ma soprattutto i cittadini delle regioni che non hanno aderito all'autonomia. Già, cioè si accorgeranno che per loro non cambia assolutamente nulla in negativo, ma si potrebbe cambiare in positivo. Peccato che i loro governatori hanno detto no. Te capì? Così il Gazzettino, il quotidiano del Nord-Est, ma vi faccio vedere per cultura, oltre al Gazzettino, guardate quanti quotidiani del Veneto lo mettono in apertura. Il Mattino, autonomia, c'è il primo sì, il Mattino di Padova, lo stesso, il Corriere delle Alpi e ancora la Nuova di Venezia e Mestre, la Tribuna di Treviso, tutti con il titolo Autonomia, c'è il primo sì. L'Arena di Verona mi pare che sia dimenticata di metterlo in pagina. Va a vedere qua. Ah, eccolo qua. Piccolo, l'Arena di Verona. Piccolo, è il sì della Camera. Autonomia preintesa col Veneto. Via libera anche la Camera col presidente Lorenzo Fontana alla preintesa tra Stato e Regione Veneto sulla maggiore autonomia per protezione civile, nuove professioni, previdenza integrativa e fondi per la sanità. Come d'altronde Mago Varin vi aveva predetto ancora all'inizio di luglio, ve lo dissi, sta per accadere qualcosa di molto bello, signori, per voi che avete firmato l'autonomia ormai tanti anni fa, ed è accaduto, ribadisco e discoriba, contando che abbiamo un'opposizione pazzesca che le sta inventando tutti per qualunque cosa per bloccare l'autonomia. Sappiatelo, una fatica della miseria. Calderoli, secondo me, è un eroe. Dove andiamo? Allora, il viaggio che vi vorrei proporre, cari ascoltatori, vicini e lontani, in questa rassegna stampa, che non è tanto una rassegna stampa, ma è un dialogo, un colloquio con Sammy Varin, con Simone, che ci guarda attento, con i vostri messaggi al 340-6709-659, vorrei mettervi sul tavolo determinate argomentazioni. Poi decidete voi quelle che volete commentare e quelle che vi sembrano più interessanti. Il quotidiano che secondo me concentra tutte queste argomentazioni e le racconta in maniera diversa, grande come l'Universa, rispetto ai soliti giornaloni importanti, è il quotidiano Libero, per cui vorrei girarlo insieme a voi, ma ci sono cose belle anche su Repubblica, belle, e anche sul quotidiano Il Giornale, ma poi ci sono tanti articoletti qua e là che si mangia. Non compare in prima pagina su Libero, almeno non lo vedo, la notizia dell'intelligenza artificiale che fa i cacchi suoi. E questa è una cosa che mi fa molto paura, ragazzi. Non il fatto che Libero non ne parli in prima pagina, ne parlano tutti gli altri, ma che stiamo creando dei mostri come al 9000. Giro tondo. 2001 Odissea nello spazio, te lo ricordi? No, è un pochino. È quel computer che controllava tutta la nostra vita che a un certo punto ha cominciato a fare quello che lui voleva o per il quale forse era stato programmato, e l'ha fatto ugualmente anche se non doveva farlo. Signori, manca poco e siamo a questo punto, stiamo sperimentando dei mostri e purtroppo ci siamo attaccati completamente ad internet, ricordiamolo, siamo dipendenti dalla mattina alla sera completamente dalla rete. E vi parlo da persona che fa radio da quasi 50 anni, perché anche le radio ormai dipendono al 100% da internet. Cosa vuol dire? Vuol dire che se c'è qualunque tipo di guerra o un semplice attacco hacker, chiaramente russo, perché sono i russi che fanno gli attacchi hacker, anche la radio si
zittisce, non funziona più. Pochissime radio hanno uno scorta con le onde elettromagnetiche, ve lo dico col cuore in mano, signori, mi fa una paura terribile e questo non è bello. Prima di tutto per la libertà, perché se ci fosse davvero una guerra o comunque una situazione grave, ma anche un semplice terremoto, ragazzi miei, la prima cosa che si ferma è la corrente, i server, l'energia elettrica per questi computer che gestiscono ogni cosa, per cui non vediamo e non sentiamo più nulla. Compratevi, si dicono i CQCQ, per i bambini si diceva così, compratevi delle radioline, dei baracchini. Su Facebook vedo che ci sono tanti gruppi che stanno ritirando fuori dalla cantina i vecchi apparati CB o anche radioamatoriali, si ricominciano a mettere le antenne sul tetto, già, si comincia a riutilizzare le onde elettromagnetiche. Vi do questo consiglio, ve lo do da persona che ama la comunicazione, sfruttiamo tutte le piattaforme possibili qui a Radio Libertà, ma non dimentichiamo le onde elettromagnetiche. Soprattutto la banda AM, che è forse la più abbandonata negli ultimi anni. La stessa mamma Rai ha spento tutti i ripetitori in AM perché costavano troppo. Già, il resto del mondo va avanti a trasmettere, solo noi non ci trasmettiamo più. Ma chiudiamo la parentesi, sì, una sera farò una conferenza su questa cosa e me la farò da solo perché non so quanti possa interessare sta roba, ma è un segno dei tempi, e ci mettiamo nelle braccia dell'intelligenza artificiale e gli diamo in mano la nostra vita, la nostra comunicazione, la nostra sicurezza. Bah! Libero! Salis, che figura di M. Ecco la notizia che non vi aspettate, è su tutti i quotidiani, ma Libero è quello che la mette in maniera più tosta. La Salis, europarlamentare, già, è stata condannata a risarcire con 300.000 euro, i suoi collaboratori licenziati. Praticamente li accusava di rispondere tardi alle mail, il giallo sulla residenza che ritorna, ma soprattutto, insomma, è proprio la Salis accusata di aver licenziato senza giusta causa o forse senza l'anticipo necessario. Adesso approfondiamo i suoi collaboratori. Condannata a pagare più di 300.000 euro di risarcimento a 2 collaboratori accusati di scarsa efficienza per non aver risposto tempestivamente alle mail e per aver disatteso le aspettative della loro padrona, la compagna Ilaria Salis. Questa è la sentenza del Tribunale del Lavoro di Milano, che l'eurodeputata VS ovviamente contesta, sostenendo di aver avuto tutte le ragioni del mondo per rescindere in anticipo i contratti dei suoi assistenti e di non essersi potuta difendere in primo grado. La Salis infatti è stata condannata in contumacia perché il Tribunale non è riuscito a individuare la sua residenza. Dove sta la Salis che resta un autentico giallo? Sai, la Salis è famosa per occupare le case e la battuta è facile, un po' qua, un po' là sta la Salis. Beh, oggi ne parla proprio in prima pagina il quotidiano Libero con l'editoriale di Alessandro Sallusti proprio su questo argomento. Saviano è immaginato come un alunno con il cappello da asino sulla testa. Saviano è un copione, lo dice la Cassazione. Eccolo qua l'articolo di Francesco Storace, bello, come unica notizia è importante che non danno gli altri, ma Libero la dà. Libero con Pietro Senaldi parla anche di Bologna, indagine su Lepore. Senti qui, i poliziotti gli fanno causa. Il Viminale ha avviato un'indagine sul sindaco di Bologna Lepore. Il presidio degenerato negli scontri di lunedì era senza permesso e dai sindacati di polizia partirà una denuncia. Sindacati di polizia, proprio di polizia. Perché sono andati in 70 all'ospedale
istigati dal sindaco di Bologna, ci metto un punto interrogativo, io non ci credo, c'erano due piazze, insomma, uno poteva decidere se andare di qua o andare di là. Ieri è arrivato Matteo Salvini a Bologna, infatti non abbiamo avuto il nostro consigliere comunale in diretta nel pomeriggio proprio perché c'era la conferenza stampa di Matteo Salvini che si prepara forse a diventare ministro dell'interno. Wow 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 ragazzi, piatto ricco, micifico, colazione sostanziosa stamattina. Dai, inviatemi un whatsappino per tenermi sveglio. 340 6709 659, soprattutto voi che guardate e ascoltate passivamente. Siete passivi, vergogna. No, siate attivi, prendete in mano il telefono, non avete mai iscritto una radio, è una bellissima occasione per farlo oggi. Inviate un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 e memorizzate questo numero sul vostro telefonino, perché dura per sempre. Qualunque momento del giorno o della notte potete scriverci le vostre impressioni su quanto vedete, addirittura girare un video e mandarcelo, ragazzi. Diventate dei veri e propri giornalisti. Attenzione, perché le argomentazioni sul Libero non sono finite e qua vedo anche che mi sono arrivati WhatsApp su questo fronte. Ha fatto molta pena già questa notizia, anche perché non se n'era più parlato di questa donna. Modena, morta la donna che era stata investita da un islamico e l'inchiesta va a rilento. Vi ricordate quello che ha falciato decine di persone a Modena 2 mesi fa? E non se ne parla più. Che fine ha fatto? È andato in prigione? È accusato di terrorismo oppure no? Ma soprattutto questa poveraccia a cui sono stati tranciati gli arti inferiori. Io pensavo che si fosse salvata, sì, è una vita terribile, diversa, ma ricominciamo. E invece non si è più ripresa da quel giorno, non si è più risvegliata. Grande tristezza. Un ascoltatore ieri mi ha fatto un messaggio WhatsApp e sono rimasto malissimo. E ancora, i giudici respingono l'istanza, Ruggero rimane dietro le sbarre. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di scarcerazione di Mario Ruggero. La battaglia del gioielliere di Grinzane e Cavour continua. Infine, in Alto Adige la piscina resta aperta solo per le musulmane e la chiamano inclusione. Altra bella polemicuzza sul quotidiano Libero, che è oggi il quotidiano che sfogliamo insieme. A proposito di piscine, sono in arrivo regole più stringenti, chiaramente, cioè sto bocchettone che deve ricambiare, fare il ricambio dell'acqua, deve essere fatto un po' meglio, ok? Non facciamo in modo che possano entrare i capelli delle bambine. Riusciamo? C'è qualcuno un po' intelligente che riesce a fare sta cosa? E cazzolina. All'interno di Libero, Salis caccia 2 collaboratori, il tribunale la condanna a pagar loro 300.000 euro, manca la giusta causa. Attenzione, l'ipocrisia sinistra dell'eurodeputata. E qui ci sono tutte le sparate dell'esponente di AVS su caporalato, sfruttamento, precarietà. Nel 2025 diceva: in Italia siamo ostaggio di oscurantisti fascisti che difendono i padroni, e lei padroni ha licenziato senza giusta causa 2 schiavi, Mi piace questa cosa. Non rispondono alle mail, prendono iniziative. Ecco perché Ilaria ha licenziato i sottoposti, 2 paginoni che faranno rizzare i capelli e tutti i peli alla Salis. Sto per girare pagina, lo faccio?
no, sono troppo eccitato dal quotidiano Libero oggi, e allora mi dedico a una pausa bellissima. C'è anche il video, lo trasmettiamo, ci stai, grazie. Raffaele Argentieri, signori, un musicista e compositore originario di Francavilla, Brindisi, attivo nel campo della pittura, ma anche in quello della musica d'atmosfera e New Age, torna a salutarci con un bel video che rende ancora più bella la sua composizione New Horizons. Signore e signori, Raffaele Argentieri. Beh ragazzi, a me piace il modo di suonare e soprattutto l'amore che questo signore ha verso la musica e verso l'arte. Si chiama Raffaele Argentieri. Ogni tanto lo mandiamo in onda proprio perché lui è autodidatta e fa questo non come lavoro ma come passatempo, e giustamente quando c'ha tempo passa il tempo suonando anche in eventi importanti. Per chi ci segue dalla provincia di Brindisi, martedì prossimo, 28 luglio, ci sarà anche lui all'evento Terra Mia, proprio nel suo paese, Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Abbiamo ascoltato New Horizons, che trovate anche in versione video su YouTube. Il buongiorno si sente dal Varin, siamo a giovedì 23 luglio 2026. Un saluto a chi mi ascolta mentre sta facendo le valigie. Cosa mettiamo in valigia? Questo, quell'altro, poca roba. Quest'anno poca roba, ditemi se non lo dite anche questa volta. Vabbè, l'importante è andare fuori dalle scatole qualche giorno,
non tutti possono permettersi 3 settimane, 2 settimane, basta qualche giorno. Ricordatevi che io sono in onda in questi giorni, soprattutto domenica alle 12:30, con la trasmissione È tutto un magna magna, dove vi do dei preziosi consigli su dove andare in vacanza qualche giorno, anche una semplice gita dalla mattina alla sera, perché i soldi sono pochi, sinceramente andare in giro con questi prezzi poi è pazzesco. Dalla mattina alla sera si risparmia e non è detto che si debba andare per forza lontani, anche vicino a casa ci sono tante feste, sagre territoriali dove si mangia bene, non c'è troppa gente e nello stesso tempo avete tempo per scoprire l'interland del vostro ehm, cuore, perché alla fine il cuore batte intorno al vostro paese, alla vostra città, ma voi siete sempre andati lontano a spendere e spandere. Restiamo in zona? Provate ad ascoltarmi, certo, la domenica alle 12:30 e il mercoledì alle ore 12. Intanto un giro di WhatsApp. Siete matti anche oggi, ho capito che questi sono giorni caldi perché quando si cerca la verità, quando si cerca di capire anche cosa sta facendo questo governo per gli italiani, guarda un po', si gira su Radio Libertà. Io vi ringrazio perché siamo un po' il collettore dei cittadini con il governo, che speriamo sia un buon governo. Le vostre proteste cerchiamo di farle diventare delle proposte, grazie al fatto che ci seguono molti politici della Lega, del centrodestra, ma non soltanto, e quindi prendono nota. Bravo Maurizio, che mi ha segnalato appunto la morte di Monica, quella signora che è stata vittima di quell'attentato islamico. Nessuno dice più niente. Dopo 2 mesi di sofferenza a causa dell'attentato islamico terrorista con auto. E su questo non si è più detto niente, è vero, 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 vero. E continuano a dire un incidente, continuano a dire, vero Maurizio? Per lei come per gli altri feriti e con amputazione di gambe, silenzio, non se ne parla più. Non come a Bologna, è vero, è vero, è vero, vero, vero. Piantedosi, dovresti vergognarti, visto che hai subito detto che non era terrorismo. Bel ministro dell'interno, Maurizio è arrabbiato, ma tranquillo Maurizio, tra poco lo cambiamo. Per Bologna si continua a dire le body cam degli agenti, dimenticando di dire che la body cam per tutela l'aveva comprata la gente con i propri soldi per cautelarsi, visto l'ambiente. Se l'aspettava, si aspettava anche queste cose, ma soprattutto si aspettava le forniture governative. Aspetta e spera, scrive Maurizio. No, stanno arrivando, è chiaro, non arrivano a tutti e chi vuole nel frattempo se la compra, e questo agente ce l'aveva, quello che ha soccorso Fakir, per cui staremo a vedere anche quella che è la sua versione, la versione della sua telecamerina, per capire se qualcuno ha sbagliato o se il povero Fakir è morto perché doveva morire, perché stava male, perché lo diceva da ore, fate un giro su qualunque quotidiano, continuava a urlare aiuto, aiuto, stava fuori di testa, ma forse stava male anche fisicamente. Chiedo a voi ascoltatori, 340 67 09 659, potete tranquillamente dirmi il vostro parere e non abbiate paura di dire cose che magari no, se non sono d'accordo con me, fregatevene, io leggo tutto. Ancora i WhatsApp, Sammy il polentone, un caro saluto dal terrone. Oh, ma l'hai scritta tu Simone? Ma dai, ma non è vero, ma non ho capito chi mi ha scritta questa cosa, boh. Però sì, io sono per la polenta. Polenta violenta e bonarda bastarda. Vi ricordate queste canzoni? I Longobardet, signori. Cercatele su YouTube. Simone, se non sai cosa fare, cerca il pezzo Polenta Violenta. C'è anche in macchina Polenta Violenta, e poi c'è un altro Bonarda Bastarda. Longobardet, storico gruppo della provincia di Varese, che ancora adesso è attivo e addirittura conducevano una trasmissione qui su Radio Libertà. Avanti, avanti, avanti con i messaggi. Sammy, ma in che paese di cacca vivo? Il sindaco di Bologna convoca la piazza
piazza sapendo poi cosa poteva accadere. Poi per i danni cita il ministro dell'interno, invidio Manzoni che vive alle Canarie. Pietro ti saluta Manzoni, eccola qua. Senti che pezzo, faccelo sentire, il Longobardet, vai! Cuscus! Sta venendo sul bus! I multi in primavera! Te tirami in casera! In dall'hotel 6! Campita dentro il carcadè! Camionetta irlandese! Altafà di bei surprese! Violetta! Signori, il Longobardet con Polenta Violenta è un classico, ancora ai tempi di Radio Padania Libera lo trasmettevamo proprio per dire torniamo alle nostre abitudini, alle nostre tradizioni, una bella polenta violenta, anche a Ferragosto, meglio se t'aragna, ragazzi miei, è quello che ci vuole, altro che il couscous e tutte queste cosettine che andate ma davvero, al supermercato si trovano delle schifezze assurde, i miei figli sono tentati da comprargliele, io gli do 4 mazzate e anche certo, vai al ristorante, ti ritrovi queste cose strane. Io mi ricordo l'altro anno in Sardegna sono andato per mangiare ad Alghero in compagnia di uno straniero, sono andato a mangiare una paella, perché la paella ad Alghero è la cosa più buona di questo mondo. Con la sfiga che ho avuto, ho trovato un ristorante che me l'hanno stiata in maniera, era diventata piccante, c'erano dentro gli ingredienti, tutte le cose. Sarò sfigato io? Sì, perché la paella ad Alghero, vero sardi, si mangia ancora buona. Ah, buongiorno, mi fa piacere, arrivano applausi per Polenta Violenta dei Longobardet, chiaramente poi puntami anche Bonarda Bastarda, perché anche quello, bene, sulla birra non so se, però beve sempre birra, Ulmic, lo salutiamo, Ulmic dei Longobardet, ho anche una sua bellissima maglietta, magari la metto domani, è un po' strettina, però cioè, non è colpa del Miche, è colpa di chi la indossa. Penso che il signor Iacchetti, quando è a Striscia la notizia, ci sta solo a pigliare pel culo, scrive Erminio, è vero. E ancora, Pugliesi Bugiardi, l'autonomia è in Costituzione. Bravo Erminio, e soprattutto l'hanno fatta loro, quelli del PD, sì, hanno approvato il cambio della Costituzione loro per tenere buona la Lega, ancora ai tempi, ragazzi. Sono radioamatore, bravo Sammy, in AM c'è Radio 927, vero, anche tu sei uno di quei maniaci che quando c'è il temporale in auto schiaccia AM e ti accorgi subito se è un temporale vicino o lontano, perché si sentono le scariche elettriche, signori, Tu dici, quel Sammy Varina ha veramente bisogno di un TSO. No, non sono pericoloso, però è bellissimo, schiacciare AM quando si avvicina un temporale o magari ancora lontano, vedi delle nuvolette un po' strane, vai in AM sulla tua autoradio, se senti scariche elettriche vuol dire che è in arrivo una perturbazione e può essere anche pericolosa. È interessantissimo. Anche il DAB risente dai fulmini, ve ne siete accorti? Sì? No? Non ve ne frega niente, cliccate una di queste 3 risposte. Radio 927 è una delle poche radio private presenti in AM
udibili su Milano, ma l'anno scorso sono andato in Sardegna e si prendeva tranquillamente anche nella zona di Cagliari, senza propagazione, senza evanescenza, quindi il segnale era continuativo, e questo infatti gli ho scritto una QSL a questi amici, non mi hanno risposto, peccato, anche se ce n'è qualcuno dentro in questa radio che conosco. Fatto sta che ci sono radio libere in AM, ma molto piccole e soprattutto poco potenti, perché in AM per arrivare ci vogliono migliaia di watt, no? Non bastano 500 watt, capito? E chiaramente la corrente costa tantissimo, però se siete appassionati di radio, volete sentire ancora l'audio modello AM proprio, su Milano e in generale Brianza, Lombardia, Nord Italia, AM 927, e salutiamo gli amici che ancora credono nella radio, quella fatta con onde elettromagnetiche. Buongiorno Sammy, adesso il padre della Salis, soprattutto su Wix, dovrà darsi ancora più da fare con le querele per aiutare a pagare la figlia. Che famiglia di miserabili! Oh, l'ha detto lui, Fabio l'ha detto lui, signor padre della Salis, santa polenta. Sto leggendo i vostri messaggi al 340-6709-659. C'è Gian che scrive: ma non la obbligano a sborsare 90.000 euro di affitto che deve per l'occupazione di 15 anni di un appartamento a Milano? La martellatrice. Gian, l'ha detto Gian, Salis, l'ha detto Gian. Buongiorno Sammy, ma è possibile che la regia tipo Simone non riuscite a dire che il programma che andrà in onda è stato trasmesso, registrato in data esempio 15 giugno? Uno crede che sia in diretta e manda anche WhatsApp, capito mi hai? Simone, rispondi. Che devo dire? Che faccio? Che dico? Ha ragione comunque. Allora, ai bei tempi, ti dico una cosa, ai tempi di Radio Padania, i nostri registi dicevano, vi trasmettiamo, faceva la signorina Buonasera, il regista, no? Buongiorno, da Radio Padania Libera, vi trasmettiamo la replica della trasmissione di Giulio Cainarca. Cainarca in ferie, sì. Andrà la replica, ha fatto la signorina Buonasera, ok? L'ha detto. Sì, noi scherziamo, ma il collega Giulio Cainarca è in ferione e quindi per questi mesi non è presente. Trasmetteremo repliche. In piscina pubblica si entra con la cuffia e non rompete il cazzo, è tutta colpa dei genitori, scrive Enzo, nel caso della bambina che effettivamente è rimasta impigliata coi capelli nel famoso bocchettone. È chiaro che ci sono piscine, forse in quella non era obbligatoria la cuffia, mi viene in mente. Ciao Sammy, la famiglia della povera donna di Modena che è morta dovrebbe chiedere vendetta, e non solo. Guarda, questo termine veramente non riesco più a sopportarlo, vendetta, ma purtroppo, ragazzi, tutto è cominciato, è stata colpa mia, cazzarola, da quando ho deciso di distribuirvi tramite WhatsApp quel famoso film censurato in tutta Europa, Citizen Vigilante. Ancora adesso lo sto dando a chi me lo richiede al 340-6709-659. È proprio un film sulla vendetta. La vendetta che noi ci prendiamo verso tutti questi immigrati che fanno il bello e cattivo tempo, che non rispettano più le nostre leggi, che hanno anche 12, 13, 15 anni e si credono padroni. E qualcuno si incazza e si fa la propria giustizia, la propria vendetta. È un termine che non posso pensare che davvero esista, che davvero si facciano queste cose, perché ognuno di noi si deve vendicare di qualcosa nella propria vita, e se ognuno di voi si vendica di qualcosa, ma che mondo salta fuori? D'altronde è proprio quello che sta succedendo, che sta accadendo. La vendetta. E che quella frase che ha detto immediatamente in macchina nel video è la sorella del povero marocchino morto nel quartiere bolognese. Gaminga birra alle Hawaii dei Longobardet, questa mi manca. Oh Simone, c'è anche una canzone sulla birra, Gaminga birra alle Hawaii, se la vuoi cercare questa la tieni in sottofondo. Qui c'è un altro a Bologna, Radio San Luchino
pochino trasmette anche in AM, bravo ascoltatore, sì, ma ce n'è anche a Trieste, ce ne sono altre poi nel centro e nel sud Italia, però e hanno delle potenze molto basse ed è difficilissimo ascoltarle a lunga distanza. Lo si può fare in tarda serata. Se vi mettete in tarda serata in un luogo aperto con la vostra macchina, schiacciate AM, trovate delle radio, a parte quelle straniere, c'è tutto il mondo intorno, Eccola. La canzone sulla birra dei Longobardet, Geminga birra alle Hawaii. Geminga birra alle Hawaii, Geminga birra. Me tu canta alle Hawaii, Geminga birra. Alza calda e la sete non va più via. E poi cantiamo ora senza me. La Madonna, la Shura Mariana, tutte sande galera inca. Alla piange, la grida e la fusa, la madiche, la verdivurzia. Voglio fare le nozze d'argento, abbiamo fatto la luna di miele. Ma niente da fare, le vuole andare alle Hawaii. Che minga birra, alle Hawaii, che minga birra. Me tu canta alle Hawaii, che minga birra. Parole sante, Geminga birra alle Hawaii, Longobardet, grazie anche ai nostri ascoltatori che fanno squadra con noi e ricordano quei gruppi di musica, guarda caso, indipendente che le altre radio non trasmettono, ma c'è un motivo per tutto. Ritorniamo alla rassegna stampa perché, come si dice, oggi mi state menando via, malefici ascoltatori. Sono ritornato sul quotidiano Libero, vi dicevamo la polemica intorno al sindaco Lepore, il Viminale sbugiarda Lepore, non ha chiesto il permesso per organizzare il corteo, ragazzi. Se fosse vero, una sputtanata di quelle wow. Il comune di Bologna ha avvisato la prefettura solo via SMS telefonici. Cioè neanche il WhatsApp, l'SMS telefonico, si vede che li avevano compresi nella bolletta. Ora rischia una multa fino a 10.000 euro. Il sindaco avrebbe dovuto presentarsi in questura, compilare il formulario. Wow! Cioè questi sono proprio come gli islamici, fanno il bello e cattivo tempo solo perché sono del PD. Solo perché Bologna chiaramente è in mano ai Punkabestia, è in mano a loro. Scherziamo! Intanto però adesso gli agenti feriti a Bologna fanno causa al sindaco PD Lepore e i commercianti danneggiati urlano basta, pronti alla serrata. Ragazzi, è forse la prima volta che stanno arrivando anche delle petizioni online per chiedere le dimissioni del sindaco di Bologna. Se siete internetari cominciate a cercarle perché ne trovate quante ne volete, anche della Lega. Domani venerdì alle 11:30 mi pare, sì, parleremo con il segretario, la segretaria della Lega di Bologna e ci racconterà quello che sta accadendo, le sue impressioni e soprattutto della petizione che la Lega sta portando avanti. Chiaro che non vorrei dire, non vorrei dare, ma questa cosa che dice solo Repubblica quest'oggi, che sembra sempre più sicura, cioè che a settembre, il 20, quando ci sarà Pontida, Matteo Salvini darà l'annuncio che passerà a ministro dell'interno. Guarda, mi si rischiara subito la giornata. Mi prepari dopo anche Bonarda Bastarda, perché a questo punto, ragazzi, cioè, ho voglia di Bonarda Bastarda, anche se ho detto basta all'alcol, ci sarà la versione di alcolata della Bonarda, mamma mia che schifo. Giro di nuovo, attenzione, sono sul Libero perché in taglio alto il Viminale sbugiarda Lepore, non ha chiesto il permesso per organizzare il corteo. Attenzione,
regione, su Libero ma anche su altri quotidiani, è intervenuto il capo della regione Emilia-Romagna. Il presidente dell'Emilia-Romagna si chiama De Pascale e sai che cosa dice? Sulla sicurezza non siamo credibili. Cioè non siamo credibili noi del PD. I riformisti Dem contro Elli. Dobbiamo iniziare a parlare di repressione. Non credo ai miei occhi. Articolo di Elisa Calessi. C'è una sinistra, una parte del PD, che non crede sia sufficiente prendersela con la maggioranza accusandola di strumentalizzare i fatti di cronaca o di creare un clima fascista. C'è un grido di allarme inascoltato che viene dai riformisti Dem. Attenzione, dicono, perché la sicurezza è un tema vero che percepiscono soprattutto le persone meno benestanti e noi su questo non siamo attrezzati. In questi giorni chi lo sta facendo con più forza è Michele De Pascale, governatore dell'Emilia-Romagna, di certo non nel cerchio magico della segretaria. Signori, stanno capendo. E allora, visto che sorride, eccolo. Bonarda bastarda! Sempre in pista con sul bicchiere, la rimarca si fa con tutta rotta la mano! La mano! Avanti, tira sul bicchiere! Volata, le voci! Buonarda! Eccola qua, la Bonarda bastarda con la quale vi invito a brindare a queste notizie che vi sto lanciando sulle frequenze di Radio Libertà. Basta, sono finite. Ce ne sono tantissime di canzoni di Longobardelli, queste sono le principali, anche se hai messo la versione live. Devo dire, la versione da studio era un po' meglio. Prossima volta non sbagliare. E cioè, faccio anch'io come la Salis adesso, no? Vado avanti, signori, perché vi dicevo, una rassegna stampa che vi tira su il morale e anche il molare, perché vi dico cose belle che scaldano l'atmosfera di chi magari è un po' moscio stamattina, chi ha problemi di salute fisici, chi è stato lasciato dalla fidanzata o dalla moglie, chi giustamente non andrà in vacanza e dice cosa dobbiamo farci? Cosa si fa avanti? Ci si fa avanti lo stesso, senza paura, come dice la Lega. Ma ce l'avete la maglietta senza paura? Cacchio, io ne ho fregate due alla manifestazione, quella che abbiamo fatto in centro Milano, in Piazza Duomo un po' di mesi fa. Quando la metto su, una io, una mio figlio Elia, guarda, siamo da ricovero. Fakir aveva saputo di essere malato, pagina 7, ma soprattutto, taglio basso, eccole 1000 nuove bodycam per la sicurezza dei ferrovieri. Mi dite che non ci sono, che se le devono comprare? Pian piano stanno arrivando. FS Security dota di telecamere 1028 operatori a bordo dei treni e nelle stazioni. Saranno 1300 entro il 2028, bodycam che fanno picciu picciu quando schiacci il bottone e iniziano a registrare. Quindi, caro marocchino, ti guarderemo per benino, eh? Sì, proprio in sci. Giro la pagina, signori, ed ecco altre notizie ghiotte oggi sul Libero, signori. So che non li comprate sti giornali, siete barboni, straccioni, pezzenti, state su internet tutto il giorno, vergogna, ma riprovate l'emozione almeno una volta alla settimana di acquistare un giornale, mica per forza Libero, signori. Poi vi leggo anche il Manifesto. L'Unità purtroppo non è più in edicola, lo so, neanche il sito. Ieri ero così disperato che sono andato sul sito dell'Unità, ho detto magari questo funziona. Niente, è ormai da più di un mese che non pubblicano niente. Per fortuna il direttore ieri era su Rete 4 e quindi lo stanno ospitando su un divanetto, è lì. Sapienza, diktat Propal sul futuro rettore, e già questa è una notizia. Andrea Morigi in taglio alto sul quotidiano Libero. Un gruppo di docenti chiede un giuramento anti-Israele agli aspiranti vertici dell'Ateneo, dell'Università La Sapienza.
là là! Ma soprattutto in taglio basso, senti questa, piscina per donne islamiche, segregazione in Alto Adige. Dopo la chiusura, la struttura di Salorno, riservata per un'ora a settimana alle musulmane col burkini. Ira della Lega, vergognoso. Chiaramente Daniele Dell'Orco ci va giù pesante e Libero è l'unico, forse il quotidiano, che tira fuori questa notizia. E quest'altra invece è apparsa su tutti i giornali, tanta pena appunto per la donna che è morta investita da quell'islamico, perché era un attentato islamico. Lo chiediamo per un amico, perché nessuno ci fa più sapere nulla, signori. Modena, morta la donna, giallo sull'inchiesta lumaca. A noi piacciono le lumache, ma non per le inchieste. Monica Esposito, morta dopo 2 mesi di agonia. Il capo di imputazione di El Codri, che piombò in auto sulla folla, cambierà. Perizia psichiatrica iniziata il 14 luglio ed è una roba lunga a quanto pare, veramente, signori. Siamo molto curiosi di capire se verrà classificato come attentato islamico oppure no, perché se così fosse, forse questo signore lo possiamo anche far remigrare. Pagina 11, respinta l'istanza dei legali, Roggero resta in carcere. L'avete capita, l'avete subodorata questa cosa che ci sono 2 pesi e 2 misure? Cioè, se il delitto lo fa un immigrato, ci sono le attenuanti, si dice poverino, vive in un humus terribile, ha fatto tutto quel percorso in mezzo al carcere albanesi, albanesi no, albanesi ci deve poi tornare, è andato per il deserto, è logico che poi ci arrivano qua che non vedono l'ora di prendere in mano il macete e farci fuori, ma noi li perdoniamo. Diciamo no, non si può rimandarli a casa e c'ha il raffreddore, uè, tocca il culo al poliziotto, è gay, non si può rimandare indietro. Mentre se qualcuno di noi si incazza e ogni tanto prende la pistola e cerca di fermare il ladro, gliene fanno di tutto di più. Respinta l'istanza dei legali, Roggero resta in carcere. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Venti freschi settentrionali regalano una bella giornata dal clima gradevole sull'Italia con pochi disturbi. Mattinata ampio soleggiamento su tutto il territorio nazionale, da segnalare solo qualche precipitazione sui rilievi nord-orientali, ma piuttosto isolata. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle Alpi orientali in discesa verso la pianura adiacente, nonché sulla dorsale appenninica centro-meridionale e poi versante adriatico. Per il resto sempre bel tempo su tutti i settori, temperature gradevoli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato Le previsioni del giorno. C'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata, e chi te la racconta al contrario e chi non te la racconta affatto. QDS te la racconta giusta. Ogni giorno la tua terra, il suo presente, le sue attese, la sua volontà di rinascita. Leggi, abbonati, scegli il Quotidiano di Sicilia. L'informazione giusta per crescere insieme. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti
che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Si chiama Fiammavelo. Questi pezzi sono inseriti in una compilation, si diceva un tempo, che sa tutta di mare, profuma di salsedine. Questo pezzo è Danza del mattino. Fiammavelo la trovate facilmente su YouTube con tanti bei video come quello che vi abbiamo trasmesso, con il violoncellista Marco Decimo e il quartetto Gelos. È stata inserita appunto in questa playlist personale dell'artista che parla di mare, d'estate, di voglia di vacanza. Buongiorno anche a chi lavora. Abbiamo un collega, facci vedere la fotografia, che ci sta ascoltando e ci sta guardando mentre lavora da una regia. Urcucan, l'insorto. Un saluto a te, caro ascoltatore e visitatore della nostra radio, che mentre porti avanti il tuo lavoro ascolti anche noi. Grazie davvero. E io faccio anche prima saluto tutti i colleghi di radio, di televisione, e ce ne sono molti che mi ascoltano, al di là del fatto che vi parlo su una radio che fa prettamente politica, ma c'è gente che davvero è cresciuta con Sammy Varin, visto che io ho cominciato a fare radio da bambino alla fine degli anni 70 e poi sono andato avanti, per cui gente che alle medie, alle superiori, tra un libro e l'altro accendeva la radio, magari sui 103.5 c'era Radio Milano Caponord nell'Interland di Milano, magari al mare c'era Teleradio Lidi dal Lido degli Estensi in provincia di Ferrara, magari a Trieste c'era Radio Mare Network, qualcuno si ricorderà questi nominativi, signori, radio dove sono passato per i più svariati motivi. Magari da Erba c'era Radio Rete Città di Erba, Urcuca, ragazzi. E va bene, basta così, grazie. Il resto ve lo dico un'altra volta. Buongiorno a chi ci sta scrivendo WhatsApp, ma vi li lascio lì in attesa, tanto abbiamo tempo fino alle 9:30 e poi ancora dalle 11 in poi. Intanto torniamo sull'argomento tabaccaio, e in questo caso c'è anche la vicenda di alcuni tabaccai, ma la vicenda è quello dell'orefice, la decisione sul gioielliere 72enne, la decisione che resta in carcere, è arrivata dopo un lungo rimpallo tra il capoluogo piemontese e il Palazzo di Giustizia di Milano. Non si ravvisa la necessità di urgenza, così è stato spiegato. Intanto però arrivano altri casi, signori. Siamo tutti Mario Roggero, condannato un tabaccaio e poi spari ai ladri, altro denunciato. La verità è che quello che è accaduto a Mario Roggero può accadere veramente a chiunque. Non serve essere gioiellieri, basta avere una casa, un negozio, una famiglia da proteggere, ma potrebbe anche essere banalmente che ti aggrediscano per strada. Pensa se ti difendi e gli fai male. I casi di cronaca sulla legittima difesa di gente che se ne esce viva poi si ritrova avvinghiata nelle piaghe della giustizia negli anni non sono mancati, ma ieri, mentre il gioielliere di Cuneo era ormai rinchiuso da 6 giorni nel carcere di Bollate, è arrivato un altro verdetto assai diverso. Sentite qua, la condanna in rito abbreviato è diventata definitiva ieri ed è di 1 anno e 8 mesi di reclusione con sospensione condizionale. La storia è quella di Marcellino Franco Iachi Bonvini, il tabaccaio di Pavone Canavese, Torino. Nel 2009 uccise un ladro sparando dal balcone di casa. Era il 7 giugno, verso le 2:30 di notte, mentre dormiva al secondo piano della sua abitazione, Bonvine sente la sirena dell'allarme del suo bar sotto casa. Si affaccia al balcone, vede 3 individui a volto coperto che caricano su un furgone, risultato poi rubato giusto per mantenere una certa coerenza, la cassa del bar, la stavano caricando sul furgone contenente 3.000 euro. Il tabaccaio prende un revolver calibro .357 regolarmente detenuto, si affaccia al balcone e spara varie volte. Uno dei proiettili colpisce alla schiena Ion Stavila, moldavo, 24 anni, e Stavila muore. In primo grado il tabaccaio venne condannato a 5 anni di reclusione per omicidio volontario. Poi il 15 dicembre 2025 la Corte di Assise d'Appello di Torino riformò parzialmente la sentenza di primo grado, modificando il
capo di imputazione da omicidio volontario a colposo, riconoscendo le attenuanti e la riduzione per la scelta del rito. La situazione di fatto, secondo i giudici, era assimilabile all'ipotesi della legittima difesa putativa, ossia il tabaccaio, esplodendo il colpo che ha ucciso il moldavo, aveva travalicato per colpa i limiti della legittima difesa. Interessante, vero? Questo caso, e poi ce n'è un altro, chiaramente leggetevi l'articolo oggi a pagina 11 del quotidiano Libero. Attenzione su Libero, perché mi sono messo qua su Libero, perché c'è l'intervista con il presidente della regione Veneto. Abbiamo sentito Zaia su un quotidiano veneto, oggi c'è Stefani a pagina 12 di Libero. Con l'autonomia vincono Veneto e Lega. E vince anche, aggiungo io, una certa parte d'Italia, quella che vuole spendere meglio i propri soldi, posso dirla questa cosa? Trattare meglio i propri cittadini? Non pesare sulle casse romane così tanto? Il governatore festeggia le preintese, daremo più servizi ai nostri cittadini. Le proteste? Assurde, il Sud è arretrato per il centralismo. Quante volte ho detto queste cose, ragazzi? Eh sì, perché Roma che ne sa? Che ne sa del sud, del paesino in provincia di Brindisi? Che ne sa della frazione di Monticello Brianza, signori? Se c'è un governatore che conosce il processo dell'autonomia differenziata quanto il suo padre putativo Roberto Calderoli, questi è Alberto Stefani. Il leghista oggi alla guida del Veneto, quando era parlamentare fino al dicembre 2025, è stato relatore alla Camera del disegno di legge sull'autonomia che ha consentito di approvare la legge quando ha portato al semaforo verde per le preintese. La legge quadro che ha portato al semaforo verde per le preintese. A oggi sono 4 le regioni che hanno chiesto di aderire all'autonomia differenziata. Pochine, vero? Pochine. Martedì il Parlamento ha votato i testi per Lombardia, Liguria e Piemonte. Ieri mattina è stata la volta del Veneto e pare ci siano già altre regioni anche nel centro-sud che potrebbero chiedere analogo percorso. Governatore, che giornata è stata per lei e per il popolo veneto quella di ieri? Una giornata che ha portato a un risultato importantissimo e che ha chiuso la fase parlamentare di questa riforma. Una giornata che ha messo un punto a una storia iniziata il 20 ottobre 2017 con il referendum che ha sancito la democratica voglia di autonomia dei cittadini veneti. Prima di entrare nei tecnicismi e nelle polemiche politiche, da governatore c'è qualcosa che si sente di dire ai suoi cittadini? Risponde Stefani, mi sento di dire loro grazie per la pazienza e per chi invece di fare polemiche ha studiato, si è informato, ha capito che quello dell'autonomia è un passaggio. Scusate, mi sono perso la riga. È un passaggio, certo, istituzionale complesso e che per arrivare a questo risultato ci voleva tempo. In molti non l'hanno capito, accusando la Lega di aver abbandonato i suoi temi storici e invece la Lega nella sua storia non ha mai ottenuto così tanto in chiave autonomista come in questa legislatura. Questo traguardo è anche una risposta netta a chi ci ha attaccato in maniera strumentale su questo tema. Stefani, eppure c'è una parte del paese che non vuole capire, la sinistra. La cosa paradossale, dice Stefani, è che la Lega e il centrodestra sono arrivati a questo risultato applicando una riforma, quella del 2001, voluta e votata proprio da un governo di centrosinistra. Questo dà la misura di quanto siano strumentali queste critiche, così come i ricorsi annunciati da De Caro o gli appelli dei sindaci del Sud, un centinaio, per provare a fermare una decisione presa dal Parlamento, che è il massimo organo della democrazia. Io rispetto le posizioni di chi non condivide questa riforma, ma resto convinto che l'autonomia rappresenti un'opportunità. Il confronto politico è legittimo, ma credo che il merito della riforma debba prevalere sugli slogan. Proviamo a spiegare ai lettori cosa succederà ora in Veneto e ovviamente nelle altre regioni coinvolte? Risponde il presidente del Veneto. Convocherò il gruppo Autonomia e Territori per sottoporgli il testo approvato in Parlamento. Poi toccherà al Consiglio regionale discuterlo
votarlo. Una volta approvato all'Assemblea veneta, tornerà in Consiglio dei Ministri per il via libera definitivo. Secondo chiarimento, concretamente cosa cambierà per i cittadini dal momento in cui lei e i suoi colleghi governatori avrete maggiore autonomie sulle prime materie? In generale possiamo dire che con l'autonomia verranno valorizzate responsabilità ed efficienza degli amministratori regionali e chi non la vuole vuol dire che è un po' scarsino, che ne dite? Entrando nel concreto, ad esempio in sanità, avremo meno vincoli di spesa, più margini di intervento su come investire i soldi per garantire maggiore qualità e aggiungere servizi sanitari per i cittadini. Oggi i vincoli che ci vengono imposti da Roma sono troppo stringenti. Altre due materie piuttosto importanti sono quelle relative alla protezione civile e alla previdenza complementare integrativa. Cosa cambierà? Risponde Stefani, governatore del Veneto. Anche in chiave di protezione civile avremo più libertà per gestire direttamente situazioni emergenziali sul territorio. Infine, potremmo proporre fondi pensionistici integrativi regionali che oggi ci vengono chiesti soprattutto dai giovani. Tornando alle critiche, la più pesante è quella che con questa riforma il Sud resterà indietro e il Paese si sfascerà. Cosa replica? Le condizioni in cui oggi si trovano intere aree del Paese sono frutto di un sistema centralista di governo che c'è dall'inizio della Repubblica. Dire che l'autonomia sfascerà il Paese è abbastanza surreale. E poi c'è un'altra cosa che la sinistra non dice, che grazie a questa riforma finalmente il governo stabilirà i livelli essenziali di prestazioni, il LEP, che gli italiani aspettano da oltre 20 anni. E questo è molto importante perché si fissa un'asticella qualitativa sotto la quale nessuno potrà andare. Anche questo è un passo importante a favore dei cittadini. Ragazzi, una buona notizia che sono orgoglioso di darvi. L'autonomia arriva. E vedrete la differenza, voi lombardi, voi piemontesi, voi veneti, voi della Liguria. E voi avete sentito anche regioni del centro-sud si stanno affacciando a questa idea, che non è né di destra né di sinistra, perché la riforma dell'autonomia l'ha fatta il PD. E diteglielo ai vostri amici che ve la menano su questa cosa, o no? Giro la pagina, ancora su Libero, lo sto per mollare, certo, ma vi dico, oggi è il giornale più completo, è quello che vi dà forza, vi dà potenza per l'intero fine settimana, soprattutto se state per partire per le vacanze per qualche giorno. Portatevi dietro Libero, oltre al libro sull'autonomia di Luca Zaia, e farete faville. La navetta fa faville, fa scintille. La nuova sinistra è come quella vecchia. Silvia Salis alza la tassa dei rifiuti a Genova. No! Sì alla stangata, Tari su del 5,7. Oh, invece ho letto che a Cassano Magnago, dove abito io, la abbasseranno. Non ci credo. L'anno prossimo si va ad elezioni. Ennesimo aumento dopo quello di IMU e tassa di soggiorno, IRE del centrodestra. Ma dai, ma guarda, questa Salis l'abbiamo appena finita con l'europarlamentare, adesso c'è la sindaca di Genova che aumenta la Tari. Va bene, c'è da fare più Parlamento? No, è presto. Ah, c'è tempo. E sempre su Libero, la maggioranza nega le chat di Del Mastro, 5 Stelle occupano la Camera. Se vi interessa, ne parla. Pagina 13, Libero. Ma io giro di nuovo la pagina, signori, perché poi ci sono le mascherine anti-Covid, il mistero degli 85 milioni della commessa cinese. Non molla Libero su questo argomento. E ancora, lo dice la Cassazione, Saviano è un copione. Bellissimo articolo di Francesco Storace. Saviano copione, si potrà dire? In effetti l'appellativo se lo becca a leggere l'ennesima sentenza che lo punisce per aver utilizzato materiale altrui con scarso senso del rispetto di colleghi di minor fama, ma non per questo da mortificare. Saviano è un copione. Non proseguo perché non voglio querele, ma trovate tutto a pagina 16 del quotidiano Libero. Poi certamente si scherza con il direttore della nostra radio, Giovanni Sallusti, perché Matteo Renzi e Roberto Vannacci si sfideranno
corsa, nuoto, macismo, circo social, Renzi Vannacci. Renzi lo ha invitato a fare una gara e lui ha detto di sì, adesso faranno le Olimpiadi insieme. Ma forse ci sono cose più importanti a cui pensare, Vannacci? No, ma cosa dici mai? Ornella Muti e la figlia preferiscono la Russia. Le amiamo molto. Ne parla oggi, pagina 19, il quotidiano Libero. L'attrice Ornella Muti e la figlia Nike Ribelli chiedono la cittadinanza a Putin. Vogliamo sentirci veramente a casa. Vedete che da comprare oggi Libero? C'è un motivo per tutto. Vi ho portato cose pazzesche. È l'ultima segnalazione. Questa fa veramente paura, c'è su tutti i quotidiani ed è un segnale, ragazzi, che tutti i quotidiani ne parlano. Libero a pagina 21, l'intelligenza artificiale sfugge al controllo e diventa un hacker. Ragazzi, è già proprio come Odissea 2001 nello spazio. Giro tondo. Durante dei test, 2 modelli OpenAI violano la sicurezza di una piattaforma. È la prima volta, cioè gli hanno detto di fare cose, siccome non riuscivano a farle, si sono inventate il modo, queste intelligenze artificiali, per ottenere quella cosa che stavano cercando, hackerando un sito per avere le informazioni che noi gli abbiamo detto di cercare. A me fa una paura della miseria questa cosa, a voi non lo so, vi invito naturalmente a farmi sapere inviando WhatsApp al 340 6709 659. È tempo di Qui Parlamento? Ma sì, dai, anche perché è una cosa bella questa cosa, pochi ne hanno parlato, vogliamo ricordarlo anche noi, il ricordo del comandante Alfa con Eugenio Zofili. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Prendo la parola a nome del gruppo della Lega Salvini Premier per esprimere il più profondo, Presidente, commosso cordoglio di fronte alla dolorosa scomparsa del comandante Alfa, il luogotenente Antonino Marzullo, valoroso cofondatore nel 1978 del GIS, del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. È nato a Castelvetrano in Sicilia il 28 febbraio 1951. Il comandante Alfa è stato uno dei carabinieri più decorati d'Italia. In quasi 40 anni di servizio ha preso parte a numerose operazioni ad alto rischio in Italia e all'estero, dalla rivolta nel carcere speciale di Trani alle liberazioni di ostaggi, dalla cattura dei sequestratori di Cesare Casella fino ai servizi di protezione del magistrato antimafia Nino Di Matteo, a missioni operative nei principali teatri internazionali. L'onore e la dedizione, Presidente, dimostrati nel corso della sua lunga carriera del comandante Alfa rappresentano un esempio per l'Italia, un baluardo di fronte alle minacce più insidiose. A questo ricordo istituzionale permettetemi di aggiungere una nota d'affetto strettamente personale. Grazie a degli amici comaschi, Alessio Colzani e Lorenzo Brambilla, ho avuto l'immenso orgoglio di conoscerlo, di incontrarlo più volte e di stringere con lui un legame di sincera e profonda stima reciproca. Solo pochi mesi fa mi aveva mostrato con fiero entusiasmo la sua Accademia Eupiglio in provincia di Como, nella cava di Pusiano. Avevo organizzato un incontro con Matteo Salvini proprio per illustrargli il suo progetto. In quel territorio negli ultimi anni si è speso con generosità straordinaria per la formazione delle nuove generazioni, trasmettendo ai giovani i valori del senso del dovere, del rispetto delle istituzioni e dell'attaccamento per il nostro Paese. Onore, Presidente, al comandante Alfa, il suo instancabile amore per l'Italia continuerà a vivere nei nostri cuori e nell'azione quotidiana di chi difende la nostra patria.
patria. Grazie Presidente. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il nome tuo Gesù è il nome della vita, il nome tuo Gesù libera, l'amore tuo Gesù cambia le risposte, l'amore tuo Gesù convince. Il nome tuo Gesù è fonte di sapienza, il nome tuo Gesù insegna, l'amore tuo Gesù raddrizza ogni strada, l'amore tuo Gesù salva. Canto il tuo nome, Signore, ti lodo, mio Re. Canto il tuo nome, Gesù, nessuno mi ama più di te. Canto il tuo nome, Signore, ti adoro, mio Re. Gesù, 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 nel cuore, sulle labbra tu. Il nome tuo Gesù è scudo contro il male, il nome tuo Gesù difende, l'amore tuo Gesù guarisce le ferite, l'amore tuo Gesù agisce. Canto il tuo nome, Signore, ti lodo, mio Re. Canto il tuo nome, Gesù, nessuno mi ama più di te. Canto il tuo nome, Signore, ti adoro, mio Re. Gesù, 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 nel cuore, sulle labbra tu. Gesù, una canzone su Gesù, chi l'avrebbe mai pensato? Oggi siamo passati dalla polenta violenta alla bonarda bastarda a un pezzo di Christian Music, Canto il tuo nome, si intitola così il pezzo di Cantiere Kairos, una pop rock band di musica cristiana contemporanea in Calabria. Testi e brani adatti anche all'animazione liturgica e all'adorazione eucaristica, cosa che fa molto spesso anche il nostro Simone in regia. Tra pochissimo arriva Chiara Soldani, però prima c'è la pubblicità, Simone, sul cursore pubblicità. Un attimo di pubblicità. Wow, il Maranza, violento e ignorante come il kebab, odia l'Italia ma vuole la cittadinanza italiana. Attenzione, la bambola potrebbe rapinarmi.
Wow, la risorsa! Hai il coltello, la birra, il set di spaccio e 35 euro al giorno. Attenzione, in caso di emergenza usare il taser. Wow, la borseggiatrice incinta! Questa ha anche l'abilità di rubare il rame. E guarda, il piede di porco per occupare le case. Attenzione, camporon venduto separatamente. Wow, la femminista vede patriarcato anche nelle noccioline e va in stand-by se il violento è di colore o musulmano. Attenzione, la bambola potrebbe denunciare vostro figlio. Gioca anche tu col comunista. Prendi la mano sinistra e fai dire le tue 3 parole. Fascista, omofobo e razzista. Attenzione, la bambola potrebbe sostenere di... Wow, il comunista 2.0 racconta storie sul patriarcato e canta bella ciao. Sento anche puzza di erba. Attenzione, la bambola potrebbe scioperare di venerdì. Va bene, si scherza un po' e queste sono clip che si trovano facilmente su Instagram, sono giochi per bambini e che vengono pubblicizzati, chiaramente giochi inesistenti oppure esistono? Bella domanda, la facciamo alla nostra interlocutrice solitamente del venerdì, oggi proprio per confondere i nemici, perché quando va in onda lei ci bloccano su qualche piattaforma, proviamo ad ascoltarla il giovedì alle 9 di mattina, speriamo che i nemici dormano a quest'ora, quelli dei centri sociali sicuramente ronfano a quest'ora. Eccola con noi, Chiara Soldani! Ciao Sammy, buongiorno. Sì, siamo già al secondo / terzo caffè per noi mattinieri. Un saluto ovviamente a te e ai nostri ascoltatori. Beh, che dire, diciamo, tentiamo anche questa tattica così del depistaggio, anche perché come ben potrai immaginare, come ben saprai, insomma, dall'anteprima di scaletta, caro Sammy, anche oggi tanti argomenti che ci faranno molto, molto, molto arrabbiare. E come, mentre la Brianza lavora, Fanaiman è a Bologna, invece le mani li hanno fatte andare per distruggere Bologna. 300.000 euro scesi in piazza, chiamati da chi? Ma la Bologna dei centri sociali. Mentre un marocchino con coltello griffato all'Akbar, e la moda di oggi, ragazzi, se sei un marocchino maranza vero, devi avere il coltello griffato con scritto all'Akbar. Beh, questo è entrato nel comando dei carabinieri, sto coltello, e chiaramente l'hanno arrestato subito. Ma c'è anche la 17enne che aspira a diventare terrorista e l'ergastolo per i genitori di quella ragazza ammazzata perché non rispettava i canoni musulmani. Vediamo da dove parte. Chiara Soldani, a te! Grazie Sammy. Beh, se vogliamo trovare un filo conduttore tra tutti questi fatti di cronaca, sicuramente c'è sempre un po' l'allerta e allarme così silente ma presente allo stesso tempo del terrorismo, perché ci sono tutti questi episodi, casi anche veramente gravissimi, quanto accaduto a Baranzate. Non mi sembra che in TV ne abbiano parlato, comunque per non destare insomma troppi sospetti, no, riguardo a questi personaggi che poi alla fine vengono sempre molto protetti, no? Perché c'è il famoso doppiopesismo, Sammy. La cosa assurda, tra l'altro, che nelle ultime ore sia venuta a mancare la signora Monica Esposito di 55 anni, possiamo purtroppo dirlo senza se e senza ma, vittima dell'attentato terroristico di Modena ad opera di El Khudri. Per questa signora che ha lottato per oltre 60 giorni in terapia intensiva, dopo essere stata ovviamente investita dalla macchina scagliata contro la folla, siamo sicuri che non ci saranno manifestazioni, perché ovviamente passerà in sordina questa notizia e soprattutto non ci saranno mobilitazioni, diciamo così, come quante ce ne sono state e ce ne saranno ancora, tra l'altro non soltanto a Bologna ma anche in altre città d'Italia, per Fakir, l'uomo che appunto ha perso la vita domenica scorsa, e insomma sono ancora in corso le indagini, quindi è ancora decisamente prematuro parlare di colpe e responsabilità da parte degli agenti, addirittura degli operatori sanitari che sono intervenuti in maniera assolutamente corretta, peraltro, perché ci sono già le prime ricostruzioni attraverso anche le immagini delle telecamere. Insomma, la notizia di questa morte chiaramente ci addolora. Questa signora insomma ha combattuto per quanto possibile. Ovviamente insomma sappiamo benissimo che non ci saranno, come quanto accaduto per esempio nei confronti di Alessandro, il ragazzo controllore dei treni sempre a Bologna, morte della quale poi nessuno si è più assolutamente interessato, e quindi ci chiediamo in realtà dove dimori, no, il razzismo, perché il razzismo esiste ma è ben diverso e ben lontano rispetto a quello che ci raccontano i grandi giornali, i grandi TG e quant'altro. E torniamo ovviamente a Bologna, parliamo di quanto accaduto
diciamo in queste ultime ore, perché adesso c'è il cosiddetto bollettino di guerra, giustamente dicevi Sammy, i danni sono ingenti. Sarebbe bello se venissero risarciti tutti i commercianti, coloro che si sono trovati l'auto bruciata e quant'altro, che venissero appunto risarciti o dal sindaco, visto che è stato lui che ha izzato la folla in maniera decisamente pericolosa, infatti poi si è visto insomma quanto accaduto, ma soprattutto dagli artefici, dai reali colpevoli, coloro che hanno imbrattato vetrine, divelto vetri, insomma veramente hanno distrutto la città. Insomma dovrebbero essere loro i primi a contribuire, però sappiamo benissimo che poi alla fine ci sia sempre una sorta di lavata di mani, no? Tutti si disinteressano e addirittura c'è chi difende l'Epore, che invece anche solo se vogliamo a livello morale ha delle grosse responsabilità, anche se conosciamo benissimo il modus operandi dei centri sociali e degli antagonisti, quindi sappiamo che comunque presumibilmente avrebbero agito in maniera così violenta in ogni caso, quindi anche in loro spontanea volontà. Oltre 64 in realtà sono gli agenti feriti, anche in maniera piuttosto grave. Verità e giustizia, addirittura questo era lo slogan di questa manifestazione per Fakir Abderrahim, deceduto come dicevo domenica scorsa, e meno male, insomma, uno dei tanti cortocircuiti come quello delle femministe che ricordavamo all'inizio collegamento, cortocircuito combattere la violenza con la violenza, insomma mi sembra molto poco intelligente, ma vabbè, questa è una mia considerazione. C'è un poliziotto addirittura che ha 12 giorni di prognosi perché è stato aggredito addirittura con dei morsi alla gamba, quindi veramente le immagini parlano anche di molti agenti Sammy che avevano persino quasi paura di intervenire, perché sappiamo che oggi se la gente interviene puntualmente diventa il colpevole della storia. Invece si sono praticamente beccati tante mazzate, per parlare in maniera molto spicciola, insomma molto semplice, e addirittura insomma sono anche andati in ospedale, come appunto questa testimonianza ci racconta. Addirittura si è mobilitato il New York Times che rievocava in queste ultime giornate ovviamente il caso Floyd. Ricordiamo però, per quanto il valore della vita umana ovviamente prescinda da tutte queste considerazioni, comunque Fakir aveva dei gran bei precedenti penali alle spalle, cioè non stiamo parlando di una povera vittima, stiamo parlando comunque di una persona che ha dato in escandescenza, che ha creato problemi e addirittura insomma era stato appunto segnalato da residenti perché metteva in azione insomma dei comportamenti violenti che hanno chiaramente spaventato, quindi insomma non vogliamo dire che se la sia andata a cercare, però non stiamo proprio parlando di un martire, ecco, cioè bisogna anche un po' ridimensionare la portata di questa narrazione. E per chiudere poi questa prima pagina riguardante appunto i fatti di Bologna, c'è l'avvocato Gabriele Bordoni che è il legale dei due poliziotti che sono intervenuti domenica e che così riferisce: gli agenti intervenuti nei confronti di Fakir sono giovani, mi hanno rappresentato attraverso i loro occhi il dolore per la tragedia alla quale hanno assistito, ovvero la morte di un uomo. Ricordiamo, Sammy, come dicevo, le indagini sono in corso, quindi è da chiarire il tutto. Chiaramente per la sinistra gli agenti sono già colpevoli, assassini e quant'altro, su questo non avevamo dubbi, e insomma staremo a vedere anche come evolverà un po' la situazione per quanto riguarda le responsabilità del sindaco Lepore, perché appunto insomma tutto ha fatto meno che mantenere un po' il controllo della situazione, cosa che chiaramente un sindaco dovrebbe comunque fare anche solo a livello morale, a livello simbolico. Poi c'è la vicenda del marocchino che ha urlato Allah Akbar, che ha aggredito sempre degli agenti, paura al comando di polizia, un 31enne bloccato e disarmato marocchino dai carabinieri di Baranzate. Costui è stato poi arrestato per terrorismo, era armato di un grosso coltello da cucina, anche questo insomma abbastanza un cliché, irregolare in Italia con precedenti, altro cliché, l'accusa è di attentato per finalità terroristica. Infatti, come ricordavi Sammy, sulla lama di questo grosso coltello da cucina era stato scritto con un pennarello indelebile Allah Akbar. Tra l'altro è stato scoperto un arsenale, perché insomma non è stato diciamo così un caso isolato, cioè stiamo parlando di una persona che aveva addirittura fabbricato insomma degli oggetti atti ad aggredire, ad offendere, fabbricati artigianalmente, ed è stato poi arrestato, appunto portato presso la casa circondariale di San Vittore.
Poi c'è la ragazzina aspirante terrorista, in questo caso andiamo nel Pavese, parliamo di una 17enne, quindi una ragazza veramente molto molto giovane di origini egiziane. Attraverso un accurato lavoro di monitoraggio digitale sono stati riscontrati tantissimi contatti e tantissimi accessi nei siti dell'ISIS, comunque ambienti jihadisti. La ragazza era intenzionata, insomma, a immolarsi come martire in nome di Allah e aveva anche scaricato tra l'altro delle istruzioni per realizzare cinture esplosive. È stata arrestata con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e chattava, insomma, con personaggi appunto che gravitano nella galassia ISIS, quindi negli ambienti jihadisti, con la volontà appunto di immolarsi, come dicevo prima, in nome di Allah, appunto. Data la giovanissima età della ragazza, attualmente è in custodia cautelare in comunità e questo su disposizione ovviamente del Tribunale per i minorenni di Milano. Dulcis in fundo, per modo di dire, perché di dolce purtroppo non c'è proprio niente, noi ricordiamo Saman che ovviamente non viene ricordata praticamente da nessuno, men che meno dalle femministe, che insomma proteggono tanto la subcultura che ha fatto morire una ragazza giovanissima di appena 18 anni, ricordiamo la ragazza pakistana uccisa a Novellara il 30 aprile del 2021, la Cassazione conferma la condanna all'ergastolo per i genitori di Saman e l'ergastolo anche per i due cugini ovviamente complici di questo barbaro delitto. Lo zio è stato condannato a 22 anni di reclusione e ricordiamo appunto l'occasione, il pretesto per dire noi non accettiamo questa subcultura, perché non può essere definita cultura quella che sottomette le persone e che soprattutto obbliga delle ragazzine, addirittura anche bambine, a sposarsi, ad avere figli, a vivere delle situazioni che tutto sono meno che di libertà e civiltà. E visto che noi difendiamo la libertà, la civiltà e tutti i valori fondanti che ci ispirano e che ci muovono ogni giorno, insomma, Sammy, dobbiamo ribadire questo ogni qualvolta ovviamente ci è concesso. Vero, senza paura, signori. Questo è il nostro claim ed è questa la settimana selezionata da Chiara Soldani, che trovate facilmente sul sito leggifuoco.it. Il cartaceo si chiama Fuoco, ma che trovate, se ci riuscite, anche semplicemente su Instagram scrivendo Chiara Soul con la K. Provate, se la trovate siete fortunati. Chiara, sempre grazie per questa tua meditazione settimanale che ha nuovamente scaldato gli italiani. Grazie a te, Sammy, un abbraccio e buona giornata a tutti. Buona giornata Chiara Soldani, c'è un attimo di pausa, ancora la pubblicità, ma non se ne può più. Vai con la pubblicità, vai. Wow, il Maranza, violento e ignorante come il kebab, odia l'Italia ma vuole la cittadinanza italiana. Attenzione, la bambola potrebbe rapinarmi. Wow, la risorsa! Ha il coltello, la birra, il set di spaccio e 35 euro al giorno. Attenzione, in caso di emergenza usare il taser. Wow, la borseggiatrice incinta, questa ha anche l'abilità di rubare il rame. E guarda il piede di porco per occupare le case. Attenzione, campo rom venduto separatamente. Wow, la femminista vede patriarcato anche nelle noccioline e va in stand-by se il violento è di colore o musulmano. Attenzione, la bambola potrebbe denunciare vostro... Gioca anche tu col comunista, prendi la mano sinistra e fai dire le tue 3 parole. Fascista, omofobo e razzista. Attenzione, la bambola potrebbe sostenere di... Wow, il comunista 2.0 racconta storie sul patriarcato e canta bella ciao, sento anche puzza di erba. Attenzione, la bambola potrebbe scioperare di venerdì. È la prima volta che mi richiedono persino la pubblicità gli ascoltatori, mai successo una roba del genere. Chiaramente si ride, sono gay che girano internet su Instagram. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, ragazzi miei, vi ho fatto scaldare anche questa mattina, ma non è finita, il bello deve ancora arrivare. Ritorno in rassegna stampa con il quotidiano Repubblica che mena il torrone con Del Mastro, argomento che noi proprio quasi non guardiamo, però il titolo principale è lui, uno scudo per Del Mastro, titola oggi la Repubblica. Negata l'autorizzazione all'uso delle chat dell'ex sottosegretario con il socio vicino ai clan. Il voto della giunta ritarda l'inchiesta sulla bisteccheria. L'opposizione favore alla mafia. Ieri bagarre al Senato dopo che la giunta per le autorizzazioni a procedere ha respinto la richiesta dei PM di Roma per acquisire le chat tra Del
Mastro e Caroccia. Se vi interessa, Repubblica oggi è quella che ne parla di più, ma che interessa a me e invece è il richiamo in prima di Lorenzo De Cicco con Salvini pronto per il Viminale. Se ne dice già in questi mesi, se mi avete seguito, già Repubblica ogni tanto diceva questa cosa e lo sai, se lo dice Repubblica lo dice per qualche motivo politico o appunto per cancellare l'idea che Salvini vada al Viminale o perché magari bolle qualcosa in pentola. Vado a pagina 7 oggi, solo sul quotidiano Repubblica. Lorenzo De Cicco è un retroscena. Salvini è ritorno al Viminale, l'idea dell'annuncio a Pontida. Si dice a disposizione del paese per il Viminale e intanto si precipita a Bologna per incontrare il prefetto. Ieri Matteo Salvini era proprio a Bologna, il questore, una rappresentanza della Polizia di Stato. Così riferisce prontamente la macchina comunicativa della Lega. Il ritorno al Ministero dell'Interno non è più solo il sogno impossibile di Matteo Salvini, è qualcosa di più, scrive Repubblica. Non siamo agli annunci, ma ai messaggi subliminali, i famosi messaggi picciu picciu. Il lavorio sotto traccia però è partito da settimane. Eppure Giorgia Meloni, confidano i fedelissimi del vice premier Lombard, alla fine si sarebbe convinta che la tattica più efficace per frenare l'arrembaggio di Roberto Vannacci alla destra governativa sia riconsegnare il giubbotto della polizia all'attuale ministro dei trasporti. Rimettere in moto le ruspe, far capire insomma che non serve aspettare l'approdo dell'ex generale nella stanza dei bottoni per far vedere che la destra della tolleranza zero amministra la sicurezza. Chiariamoci, la Premier non ha in testa colpi di mano estivi, anche perché Fratelli d'Italia ha in ghiacciaia lo spumante e si appresta alle celebrazioni del 4 settembre, quando il governo Meloni diventerà il più longevo della storia repubblicana. Nessuno vuole rovinare la festa, da quel momento in poi però tutto può accadere. Pontida in calendario sul finire di settembre e sarebbe quella la data buona per il grande annuncio sul pratone sacro degli ex padani tra i militanti altrimenti smarriti. Anche tra fratelli, in molti si sono convinti che sia l'unico modo per tenere in piedi la Lega da qui alle elezioni politiche, visto che Meloni, l'ha ridetto ieri intervistata dal Giornale, non ha intenzione di allargare la coalizione ai futuristi dell'ex Parà, quindi a Vannacci. Dopo la scissione, i meloniani hanno aspettato di capire se Luca Zaia o altri del famoso Fronte del Nord avessero sul serio chance di prendere il testimone da Salvini, ma dopo l'annullamento del raduno di Treviso, fissato ai primi di luglio, oggi ne parlano dei giornali e dicendo che si sono ritrovati comunque segretamente a casa di un parlamentare della Lega, nessuno è convinto che da qui alle elezioni il carroccio cambierà guida. Dunque, sempre da Salvini bisogna passare, scrive Repubblica. Ma la Lega non può calare oltre, scivolasse al 4% sarebbe un problema per tutta la maggioranza. Ecco allora l'idea. È sempre un retroscena di Repubblica, che ormai è più di un'idea, del ritorno del leader leghista al Viminale, ministro dell'Interno. Dal lato del vice premier un annuncio così sarebbe l'ennesima fiche per rimandare le rese dei conti interne, con la bestia di nuovo libera di cavalcare qualsiasi caso di cronaca nera, ma dalla tolda di comando del Viminale, margini per recuperare consensi sono convinti nella cerchia del segretario, ce ne sono e come. Possiamo arrivare al 10%, azzardava Salvini ieri, ospite di Start su Sky TG24. E il Viminale? Sono abituato a mettere cuore e squadra in tutte le sfide che affronto. Sono a disposizione del mio paese, del mio Presidente del Consiglio, per qualunque cosa serva. Ecco. Per portare ad ama l'operazione però tocca trovare un exit strategy per Matteo Piantedosi. I suoi giurano sottovoce tutte fantasie, sopravviverà anche a questa tormenta. Ai piani alti dell'esecutivo studiano invece le alternative.
Il massimo sarebbe l'incarico alla guida di Europol, anche se le candidature sono scadute a marzo e i giochi potrebbero riaprirsi solo se i 3 che si sono fatti avanti da altri paesi UE avessero inciampi. Al governo sanno che questa sarebbe l'opzione migliore, che forse eviterebbe anche un Meloni bis. Altre soluzioni? Nel giro di Salvini c'è chi caldeggia un'opzione più facile, più semplice, una staffetta. Piantedosi al Ministero dei Trasporti, un prefetto rassicurerebbe le magistrature che vigilano sui cantieri, vedi il ponte sullo stretto, e il vice premier al Viminale. Non è solo un sogno di mezza estate, ammette più di un salviniano di rango. Aspettiamo Pontida. E allora, se la data sarà quella, 20 settembre, aspettiamo il 20 settembre. Che ne pensate? Scrivetemi 34067 09 659, mentre anche Repubblica dedica un paginone, anzi un doppio paginone, all'intelligenza artificiale andata fuori controllo. Allarme dei creatori di ChatGPT. Un sistema di OpenAI supera gli ordini e sferra in autonomia un attacco hacker a un'azienda. Solo Pechino riesce a fermarlo, un fatto senza precedenti. Una roba del genere è capitata, ripeto, in un esperimento fatto da cervelloni, anche umani, che controllavano. Te ti immagini se questa roba succede a una ditta, a una roba che dà in mano il proprio lavoro all'intelligenza artificiale? Non voglio neanche pensarci. Attenzione all'intervista nella pagina successiva, pagina 15, l'intervista di Pierluigi Pisa ad Alessandro Curioni, esperto di cybersicurezza e autore di Hacker, storie di uomini e macchine, un libro. La macchina non è cosciente, ma sa girare le regole per raggiungere un obiettivo. Guarda che sono parole potenti, sa girare le regole per raggiungere un obiettivo, bisogna fare in modo che questo non lo faccia. Non prova odio né altri sentimenti umani, questo non le impedisce di risultare pericolosa. Tutta da leggere l'intervista con Alessandro Curioni, esperto cyber, oggi sul quotidiano Repubblica, ma vi ripeto, ne parla davvero, ne parla davvero ogni quotidiano. Su Repubblica chiaramente gli argomenti non mancano, sono argomenti certo che dividono magari la platea di Radio Libertà come non mai. Elena Stancarelli, se ben la conosciamo o no, nella sua vignetta, più in basso sotto la vignetta, non fa caldo, è solo l'inferno e c'è un bambino che si appoggia a un missile, nemmeno lo stupro merita l'omicidio. È una meditazione interessante quella di Elena Stancanelli. Cosa accadrebbe se le donne vittime di stupro avessero una pistola nascosta nel cassetto o in borsa e aspettassero di vedere il proprio carnefice allontanarsi e solo in quel momento la tirassero fuori la pistola e la puntassero contro la schiena di quell'uomo e sparassero, uccidendolo? Me lo chiedo ossessivamente in questi giorni, perché penso che ogni donna che subisce uno stupro vorrebbe veder scomparire dalla faccia della terra l'uomo che l'ha annichilita con un'azione mostruosa indegna di un essere umano. E qua mi fermo, signori, ma è una meditazione che vi propongo, che vi metto sul tavolo, perché la mia trasmissione serve per mettervi sul tavolo cose. Giro la pagina anche su Repubblica. Auto sulla folla a Modena, prima vittima dopo 2 mesi. È morta, non ce l'ha fatta. Monica Esposito fu travolta da El Cudri in strada. Donati gli organi. La figlia, ti hanno tolto la parte bella della vita e noi naturalmente stiamo aspettando che magari si muova qualcosa su questa inchiesta. Sveglia! Nella pagina economia di Repubblica, Giorgetti preoccupato, si rischia una manovra di stampo elettorale. La sfilata dei ministri che vogliono più risorse è già iniziata. Ha visto Piantedosi, nei prossimi giorni tocca agli altri. L'assalto, come al solito, alla diligenza. Intanto sono 100.000 i negozi
cancellati dall'online. Il punto di Rosaria Amato. Quasi 100.000 negozi persi in 7 anni, soprattutto piccoli alimentari. Va peggio agli ambulanti, oltre un quarto ha chiuso tra il 2018 e il 2025. Non ci rassegniamo allo scenario di desertificazione, ha commentato intervenendo alla presentazione del rapporto il ministro delle imprese del Made in Italy Urso. Il commercio di prossimità è un presidio di sicurezza e vivibilità, è una peculiarità di un paese che ha 8.000 comuni e una distribuzione territoriale particolarmente significativa. Eppure dai dati sulla riduzione dei negozi non emerge solo la desertificazione, che rappresenta comunque un rischio soprattutto per i centri più piccoli, ma anche altro, e qua vi invito ad approfondire acquistando un quotidiano o semplicemente facendo un giro su internet. Chiaro che se acquistate La Stampa oltre alla prima pagina con Nella battaglia di Hormuz, e trovate lei. Era da un po', forse un mesetto che non la intervistavano, si mettono sul calendario, no? Oggi Fornero, intervista all'ex ministra Elsa Fornero, sbagliai a non spiegare la riforma, ullala, salvammo l'Italia, ma l'errore fu non dialogare con sindacati e imprese. Ci ha messo un pochino, ma l'ha capita, ma guarda un po'. Beh ragazzi, oggi sulla Stampa, piatto ricco, mi ci fico. Paginone con l'intervista ad Elsa Fornero, la mia riforma salvò i conti, ma fu un errore non spiegarla ai sindacati e alle imprese. Doppia paginone, mamma mia. E sempre sulla Stampa, oltre alla chat del mastro Caroccia, la maggioranza fa scudo, esplode la bagarre in aula, il riquadrone, chiamato Il Graffio, parla di Vannacci e Renzi che faranno la corsa. Mezza maratona, no, intera, testosterone social tra Vannacci e Renzi, signori. Cosa succederà? Ti dico che non me ne frega assolutamente niente. Guardatevi voi la notizia, cercate. Piscina. Arriva la stretta, stop a tutti gli impianti coi bocchettoni non a norma, e finalmente la notizia pagina 16 della Stampa. Approvato un emendamento al decreto legge sport in esame alla Camera, intanto alla Commissione Affari Sociali si lavora a un DDL, intervenire subito, quindi le piscine che non hanno bocchettoni a norma e che sono pericolosi perché aspirano, le fermiamo. Anche sulla Stampa, paginone con l'intelligenza artificiale che sfugge ai controlli e diventa hacker, attacco informatico senza precedenti. Infine, una buona notizia nella sfiga, carburanti, prezzi record. Oggi il governo valuterà lo sconto anti-rincari, le famose accise mobili. Giorgetti evoca il meccanismo delle accise mobili per fermare gli aumenti. Il Consiglio dei Ministri punta a delineare i paletti per gli interventi futuri. Signori, questo ed altro in rassegna stampa, mi devo fermare, c'è l'editoriale del nostro direttore, poi Giulio Cainarca, poi alle 11 ritorno io, ma approfitto in replica, certo, Cainarca in replica, ci tiene il nostro regista, altrimenti poi lo chiamate e gli chiedete ma una replica? E lui chiaramente stizzito risponde certo, non è vero, non stizzito, ma allora chiamatelo e chiedetegli ogni volta se è una replica. Scherzi a parte, Cainarca è andato in ferie come tutti, per la cronaca anche il Semivarin faccio ancora la prossima settimana e poi lo dico, sarò in onda in replica. No, l'ho detto! No, dicevo, prima di salutarvi, questo è un pompa pompa. Lunedì prossimo facciamo in diretta la serata. Facciamo serata lunedì 27 luglio. È una trasmissione prova, un pompa pompa ma bello bello, perché ci sarò io, ci sarà Alessandro Morelli, come ai bei tempi di Radio Padania, conduciamo insieme, con un ospitone ogni volta che c'è la serata. Lunedì 27 alle ore 21, Claudio Borghi Aquilini, che forse è quello a cui stiamo dando in mano gran parte della sicurezza del nostro paese in questo momento. È già quello che sta portando avanti la riforma della legittima difesa, ampliandola a qualunque scelta che fai se ti sono venuti a rubare i ladri. Lunedì 27 luglio,
la sera in diretta su Radio Libertà, ma anche su tutti i social possibili e immaginabili. Guest Star, si chiama così, è bergamasco. Guest Star, una notte con Sammy Varin, Alessandro Morelli e Claudio Borghi Aquilini. Piatto ricco, micifico. Avete ascoltato la rassegna stampa.